Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani che coinvolge la parte orientale della Sicilia. Allarme arancione invece per la zona centrale che comprende Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Qui le temperature basse causeranno nevicate abbondanti, per cui il sindaco ha deciso di chiudere le scuole sia domani che venerdì. Lezioni sospese domani sia a scuola che nelle università anche in tutto il territorio delle province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Agrigento e Caltanissetta. Passiamo alla politica. I sindaci siciliani potranno ricevere un aumento della loro indennità. La decisione è stata presa dopo 48 ore di tensione tra il governo e i sindaci, causata dalle dichiarazioni pubbliche del nuovo presidente dell'ANCI, Paolo Amenta, che aveva attaccato la finanziaria come una misura clientelare. Tuttavia Amenta ha successivamente incontrato Schifani e ha ricucito i rapporti, permettendo l'annuncio dell'aumento. Restiamo all'Ars, dove è stata approvata la norma del disegno di legge di stabilità che aumenta le ore di lavoro fino a 36 ore settimanali. Ciò significa un aumento del sussidio per oltre 3.500 precari ASU impegnati nei beni culturali e negli enti locali, esclusi quelli del privato sociale. Tuttavia il governo è stato sconfitto su 2 subemendamenti delle opposizioni che obbligano il governo a stanziare i fondi non solo per il 2023, ma anche per il 2024 e il 2025 per gli ASU dei beni culturali e degli enti locali. Il questore provinciale di Palermo ha emesso un divieto di accesso di 2 anni nei luoghi pubblici e di pubblico spettacolo, cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di Manuel Catalano, palermitano, che il 24 dicembre scorso, in una discoteca di Carini, ha sparato un colpo di pistola durante una rissa. Inizialmente il giovane era stato accusato di tentato omicidio, ma successivamente i giudici hanno accettato il ricorso dell'avvocato Francesca Russo, che ha dimostrato attraverso alcuni video come i colpi esplosi non sarebbero stati all'altezza d'uomo e che nella zona degli spari sarebbero stati trovati bossoli di una pistola a salve. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.